se la montagna, se la Carnia vive oggi negli occhi di tutti, e grazie alle fotografie di Ulderica da Pozzo siamo davvero emozionati nell'averti qua. Partirei da Stefano per raccontarci un po' di come è andato questo incontro con Ulderica, da dove siete partiti. Ero in Toscana, mi era arrivata una chiamata ed era Dorino Minigutti, che non so dove sia, che è bello lì. Produttore del film, che è il quindi lo produttore del ringraziamo. film. Bravo Dorino. Che mi ha detto che voleva fare, cioè mi aveva chiesto di fare, se mi interessasse realizzare un film sul Ulderica da Pozzo. E al che mi sono subito interessato molto al progetto. Poi dico subito che ringrazio tanto Dorino e Anna di Agherose perché mi hanno dato libertà totale, e quindi benché sia partito come un progetto commissionato, poi subito è diventato un progetto mio, no? In qualche maniera che ho portato avanti con una passione totalizzante. E quando appunto mi ha chiamato Dorino ero subito entusiasta, perché Ulderica ci conoscevamo già un pochino, superficialmente, perché io il mio primo film, Sotto le stelle fredde, l'avevo girato in Carnia. E quando l'avevo fatto avevo contattato Ulderica per chiederle dei consigli su dei luoghi, su dei personaggi, e da quella volta in poi ogni tanto ci incrociavamo casualmente o in Carnia o a Udine, no? Di sfuggita. E non parlo per te, ma dico, dal mio punto di vista mi stava simpatica questa Ulderica. Era un po' un personaggio, ma pensavo fosse un personaggio molto duro, no? Questa era l'impressione che avevo. Infatti poi quando sono andato a incontrarla la prima volta per parlare del film, avevo quasi una sorta di timore reverenziale verso Ulderica. E poi ho scoperto subito che invece era una persona di una tenerezza immensa. E niente, quindi siamo partiti a fare questo progetto. Ci siamo trovati io e Ulderica a girare per la Carnia, a vagare. Io mi sono trovato un po' in quei luoghi che avevo esplorato per il mio primo film. E ci siamo proprio divertiti, insomma è nata una certa complicità, una bella amicizia, e forse questa è la cosa più importante per me al di là del film, no? Ovviamente, quindi brevemente questo. Ulderica da Pozzo, a te adesso raccontare l'altra parte della storia, vedi se coincide. Se coincide. No, ovviamente non ti chiediamo dell'incontro con Stefano, lo metteresti in imbarazzo, magari ci dice qualcosa che non so, sei stato sempre piacevole, garbato. Sì, bello, no, hai fatto una scelta importante perché ci si mette a nudo ulteriormente, racconti la tua opera, racconti il tuo mondo. Diciamo che io ho parlato, c'è stata questa intervista in cui ho parlato, io sono una che non si nasconde, insomma, poi anche se uno mi conosce sono come sono, ecco, lo dico anche nel film. Diciamo che poi Stefano, da tutto quello che ho detto, ha scelto forse la parte che gli è piaciuta di più. Diciamo che io guardando questo film mi riconosco, so che però ci sono tante parti che un po' mi mancano, perché io ho parlato tanto, è una frutta di Mont e tante cose. No? Mi è piaciuta questa cosa di averlo ambientato o di aver raccontato questo mio essere bambina, una bambina spaventata. Però io ho anche raccontato di quanto era bello essere bambini in montagna a quel tempo. Essere bambini in un paese vissuto, pieno di gente, in cui facevi parte di un cosmo. Tante volte quando io faccio i miei progetti e racconto le cose, racconto sempre di piccoli cosmi. I piccoli cosmi sono poi parte del grande cosmo, no? Diciamo che è un po' una cosa che forse ci sarebbe da aggiungere, è questo essere così padroni del tempo, padroni dello spazio, padroni della vita, come eravamo noi bambini di montagna. Noi eravamo veramente dei padroni di noi stessi, non avevamo limiti nel vivere, e anche se io ero una bambina, come dico, spaventata da certe cose, non ero mai sola, perché c'era la comunità, perché c'erano i genitori, in primis, ma c'era una comunità grande che era una comunità di protezione. Io quello, se posso raccontare, quando ho fatto l'ultimo lavoro
e ho fatto I ragazzi del 99, che è un lavoro che a me è costata tanta fatica, e sono 100 ragazzi della Carnia, classe 99, che ho intervistato e ho raccontato. Ecco, in questi ragazzi del 99 che mi hanno dato tanta anche speranza e vita, ho sentito un po' lo spaesamento che c'è adesso a essere di paese, perché i paesi sono più vuoti, per cui diciamo che in tutti i miei lavori c'è questa parte del presente e poi c'è la parte del passato con i ragazzi del 99 di 100 anni prima, che raccontano un'altra montagna, che raccontano un'altra vita, che raccontano un altro mondo. E mi piace perché comunque Stefano dà questo senso del cerchio, no? Io ho sempre sentito questa parte del cerchio e del mistero che c'è nella vita, nelle cose della vita. E forse nella fotografia ho sempre cercato il mistero alla fine. Ho cercato quella parte che c'è di misterioso, tra virgolette, e di sospeso. Stefano Giacomuzzi, hai accettato una sfida ovviamente anche per levarti qualche responsabilità, era nella durata del film, no? Che ovviamente per ragioni produttive molto è rimasto fuori, conosciamo molti dei lavori fotografici che hai dedicato anche alle tradizioni, ai mestieri della carne, alle cose che sopravvivono e quelle che cambiano, e dopo ti chiederò di questo. Una sfida però notevole, secondo me vinta, che è anche la ragione per cui accostiamo questo film a Still Life. Un applauso, Stefano. Sì. Accostiamo questo film a Still Life Vida Ferrea, che vedrete dopo, perché è un lavoro eccellente dal punto di vista fotografico. Ti sei messo molto in discussione, la fotografia è tua, quali sono le scelte che hai fatto? Ci sono delle scelte molto particolari, hai avuto a che fare anche col materiale d'archivio che si fonde molto bene con le riprese, però anche questa è una sfida di fluidità, difficile, insomma, avere a che fare con un autore che per certi versi fa il tuo mestiere, no? Si basa sull'immagine. Ma io da tanto che volevo fare un film su un fotografo, mi affascinava, mi sento vicino al mestiere del fotografo, amo la fotografia, non scatto molto, ma mi sento vicino al mestiere del fotografo, questo fatto di, perché anche come faccio cinema io, ovvero molto da solo per lo più, no? Quindi vado in giro da solo, mi piace lavorare al massimo in un paio di persone, questo poi mi consente anche di entrare in un certo rapporto con le persone. In questo mi sento vicino al lavoro del fotografo, che va in giro, che vaga come Olderica per i monti. Quindi da tanto che volevo fare un lavoro del genere e anche per questo la scelta che ho fatto dal punto di vista fotografico è stata quella di in qualche modo richiamare il lavoro di Olderica, no? Che è un lavoro molto, molto pulito, molto statico, molte volte in bianco e nero, ma non sempre, lei mi dirà. No? Alcune volte in bianco e nero. Personalmente appunto io ho una fascinazione per il bianco e nero, anche il mio primo film è in bianco e nero, per la sua semplicità. Poi un'altra scelta che ho fatto dal punto di vista fotografico è l'uso dei 4/3, quindi l'aspetto, il formato non è largo ma è quasi quadrato, no? Anche questo è un aspetto che si trova nelle fotografie di Ulderica, che ha scattato in medio formato, in formato quadrato. Quindi è stato proprio bello per me come entrare nei panni di un fotografo, perché per lo più la fotografia del film sono momenti fotografici statici, no? Quindi sì, l'immagine è in movimento, ma l'inquadratura è fissa. Quindi è sorto in modo molto spontaneo e semplice, in realtà, per questa ricerca che ho anch'io di questa fotografia, quindi si è composto un po' da solo. Poi si è ben accostato al lavoro di Ulderica e le sue immagini a colori poi risaltano ancora di più su questo sfondo in bianco e nero. Grazie Stefano Giacomuzzi, approfitto di Ulderica da Pozzo per chiederti qualcosa di più sulla tua montagna, che sai tanto bene raccontare. Sei venuto da noi nel 2018 vicino a un film che si chiama Beloved, dedicato a delle donne pastore in Iran.
È passato un po' di tempo, sono stati tempi intensi per tutti, la pandemia. Ecco, cosa stai facendo adesso? Se hai visto in questi anni cambiare ulteriormente la tua montagna, è il momento anche di dirci, per noi che siamo osservatori anche dal basso, magari non abbiamo il tuo privilegio e il tuo occhio, no? Questa abilità di scattare con lo sguardo, com'è la montagna oggi e se ci anticipi se stai lavorando su qualcosa. Beh, sto lavorando adesso no perché ho rotto la spalla, per cui ho rotto la spalla. Allora, la montagna è fatta di persone, è fatta di situazioni, di luoghi. Quando io parto per un progetto, in genere parto, come ho detto lì, un po' confusamente da un'intuizione, da qualcosa che mi... Allora, ho iniziato a fotografare tutti gli stavoli che sono oltre una certa quota e che sono destinati e saranno destinati al crollo, no? Perché sono destinati al crollo. Lo faccio perché è la testimonianza viva, seppur ormai decadente, di un modo di stare in montagna, di un modo di vivere in montagna. C'è la testimonianza della bellezza e della capacità che avevano le persone, pur non essendo architetti, non essendo ingegneri, di fare delle cose perfette, perché gli stavoli hanno una perfezione di linea, una perfezione di costruzione, una perfezione di materiali, una perfezione nel loro contesto di bellezza che è incredibile. Allora, io ogni tanto mi do queste missioni che sono dei divertimenti, per cui vado sempre da sola, cammino, cerco, fotografo e appunto mentre ero a Erto, per cui non solo la Carnia ma diciamo tutta la zona della montagna, ero a Erto ed ero in questo vecchio stavolo in cui questa signora, così vi faccio anche ridere, questa signora, mentre noi portiamo il fieno coi Sigulins o col J, nella zona di Erto portano i fasci con le lenzuola e questa signora aveva ben pensato di lasciare in memoria dei lavori fatti questo straccio sopra il golar. Il golar è questo buco da cui dallo stavolo butti il fieno giù alla mucca. Io mi spostavo con la macchina fotografica e sono piombata nel buco, però ho sempre una buona prontezza di riflessi, per cui mi sono lanciata in avanti, sono rimasta appesa, ho spaccato 2 costole e ho rotto la spalla. Sono finita al pronto soccorso di di Belluno, va bene. Voglio dire che i miei lavori sono... Un lavoro su cui stavo lavorando, che purtroppo ho dovuto interrompere, è questo, che parla di materia, parla di cose che non sono effettivamente vive, tra virgolette, però sono piene di una vita stata e io ho questa sensazione che quando sono in questi posti non sono mai sola, ho sempre la vicinanza delle storie che c'erano e dei gesti che sono stati fatti. Questo è un lavoro, non so quanti ne avrò fotografati, 400, 500, è un lavoro che io faccio su mia, che poi mi piacerebbe diventasse qualcosa, non so se diventerà qualcosa. E come tanti lavori che sono nel mio archivio, sono lavori fatti che sono nel mio archivio, che spero non diventino altro solo dopo post mortem, come spesso succede. Lunga vita a Ulderica da Pozzo. Per cui non so, uno dei lavori è questo ed è molto materiale, un altro lavoro è sulle giovani famiglie. Le giovani famiglie di montagna, che sono più di quanto si pensi e che hanno tanto coraggio e tanta voglia di rimanere. Poi, se posso aggiungere, c'è un progetto che sto facendo da tanti anni e che sto continuando a fare sul Friuli Miec. E il Friuli Miec è un luogo misterioso, secondo me, che è tutta quella zona in cui Coderno... che si dice della Carnia, che la Carnia sia un luogo che si spegne, ma anche questi paesi stanno diventando dei dormitori, stanno diventando dei luoghi in qualche maniera silenziosi. E io racconto anche queste storie del silenzio.